Buongiorno, buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta, che è lo 02 66 20 35 29. Vi ricordo anche il numero per mandarci i vostri sms, che è il 346 64 277 56. Guardiamo le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Una notizia che riguarda la strage del Bataclan. È stato arrestato il terrorista in Germania, è un bosniaco sospettato degli attacchi a Parigi. Uno dei presunti autori dell'attacco terroristico di Parigi nel novembre 2015 è stato arrestato. Il 39enne bosniaco sospettato del fatto, destinatario di un mandato di cattura europeo, è attualmente in custodia provvisoria in attesa di estradizione. Lo ha annunciato la procura di Dresda. Vediamo altre notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Angela Merkel di nuovo colta da tremore durante la nomina della nuova ministra della giustizia tedesca. Stamattina si è ripetuto una seconda volta l'episodio di tremore della cancelliera Angela Merkel durante la cerimonia per la nomina della nuova ministra della giustizia tedesca. La cancelliera si trovava nella sede del Presidente della Repubblica quando ha iniziato a tremare in tutto il corpo. Altre notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa: l'Unione Europea dice sulla procedura all'Italia possibili soluzioni, segnali di distensione da Bruxelles sui conti pubblici del nostro paese. Fonti europee sottolineano all'ANSA che una soluzione è possibile con il dialogo, ma l'Italia deve dimostrare che rispetterà le regole in futuro. Un'altra notizia, poi ancora, cala la fiducia dei consumatori ai minimi da 2 anni. A giugno del 2019 scende da 111,6 a 109,8, rivela l'Istat. Giù anche la fiducia delle imprese, da 100,2 a 99,3. In collegamento telefonico con noi, come ogni giovedì a quest'ora, abbiamo un amico di RPL, Pietro De Leo, giornalista de Il Tempo di Roma. Buongiorno Pietro. Buongiorno a tutti voi. Allora Pietro, come stai? Com'è il tempo a Roma? Anche lì fa molto caldo, giusto? Molto caldo, poi credo, come tutti voi state leggendo sui giornali in questi giorni, sì, c'è anche il tema rifiuti che bravissimo, aggrava il clima. E io infatti proprio di questo volevo parlare con te. C'è stato un articolo su Dagospia dal titolo Guerra capitale, perché il problema di Roma non sono solo i rifiuti come tu appena hai accennato, ma sono i rifiuti, sono anche le cosiddette, scrive Dagospia, scale invece che mobili, scrive scale immobili. E poi scrive sempre Dagospia: la Roma di Virginia Raggi scatena gli appetiti di tutti i partiti. Allora, raccontaci un po' la situazione dei rifiuti oggi e poi anche questa questione delle scale mobili della Metro Repubblica, se non mi sbaglio. Allora sì, Metro Repubblica ha riaperto appena ieri, dopo oltre 240 giorni di grave, cioè di chiusura, che questa chiusura ha comportato un grave pregiudizio perché la metro è in una delle zone centrali, per cui una delle zone di particolare attrattiva per negozi, per i turisti. Insomma, è stato un gap molto pesante, tant'è che anche le varie associazioni dei commercianti, degli imprenditori avevano protestato. Poi sì, insomma quasi un anno di chiusura, perché di fatto era ottobre, in una capitale europea è una roba veramente che non si può vedere, non si può sentire. Insomma, è stato un po', poi attorno a questo si era anche scatenata un po' tutta l'ironia romana, no? Con i meme su Facebook, perché i romani hanno sempre quella verve che gli deriva dal Belli, da Ciussa, da questi poeti che hanno la capacità, insomma, di scherzare su tutto. Però sì, è stata veramente una cosa indicibile, una cosa indecente, e va detto che per un periodo erano rimaste chiuse 3 stazioni, Repubblica, Barberini, Spagna, sì, che erano proprio quelle del centro storico, delle vie dello shopping, delle vie dei palazzi politici, delle istituzioni, e Barberini è ancora chiusa.
Ecco, Quindi ancora il disagio rimane. Poi citavi tu giustamente le scale mobili, in molte stazioni sono fuori uso, per cui anche dal punto di vista di chi è in difficoltà, dei disabili, degli infortunati, muoversi a Roma è un problema. Certo. Poi oltre a questo c'è il tema dei rifiuti, che è un tema visibile. Ieri ho visto che c'è stata anche un'interrogazione alla Camera a cui ha risposto il ministro Grillo in maniera molto leggera, molto nel tentativo di rassicurare, ma in realtà non rassicura, perché chi vive Roma, chi vive le strade sa benissimo qual è la situazione, cumuli di immondizia maleodorante. Poi stamattina vedevo qua e là sulla stampa, sui giornali, che molti cittadini hanno fotografato il formarsi di colonie di vermi sotto esatto, sotto i sacchetti dell'immondizia. Ma questo problema, Pietro, riguarda più o meno tutta la città o determinate zone in particolar modo, o no? Guarda, più o meno tutta la città. Ci sono delle zone in cui magari la raccolta funziona meglio, delle zone di minore affluenza di sacchetti, di minori cumuli, però la situazione è generalizzata, perché non funzionano. Ci sono 2 impianti che stanno funzionando a scartamento ridotto perché c'è la manutenzione, un impianto che è pieno, un altro che è rotto, quindi c'è veramente un problema di raccolta a cui bisogna far fronte, perché a parte il fatto, a parte la questione estetica, perché Roma è una città che ha sempre parlato al mondo per la bellezza e oggi parla al mondo per l'esatto contrario, e questo è proprio un calcio a tutta l'Italia, purtroppo. Poi c'è anche una questione sanitaria, di qualità della vita, perché tu scendi in strada e trovi topi, trovi gabbiani, trovi l'olezzo dell'immondizia a tutte le ore del giorno e della notte, perché fa caldo anche di notte, quindi è veramente una questione che ha a che fare con la qualità della vita e con la cittadinanza vera. 5 Stelle ce l'ha sempre con la cittadinanza, ma la cittadinanza è anche il poter vivere le proprie città in dignità, specialmente se paghi la tariffa rifiuti tra le più alte d'Italia. Sì, e quindi secondo te cosa bisognerebbe proprio fare per risolvere questo problema? Ma adesso è emergenziale, quindi adesso secondo me qualsiasi soluzione, fosse anche richiedere ospitalità, tra virgolette, ad altre regioni, va bene, però il modo per affrontare la questione è fare impianti. Il Movimento 5 Stelle aveva presentato un piano rifiuti che prevedeva robe tipo un'altissima percentuale del riciclo, pannolini lavabili, tutto giusto, tutto accettabile, per carità, perché siamo tutti per il riciclo, la cultura del riciclo e dell'economia circolare, eccetera. Però finché sensibilizzi la popolazione a questo passano decenni, quindi la cosa adesso più efficace, più importante è fare degli impianti e probabilmente anche commissariare la città di Roma sul lato rifiuti, cioè che ci sia un commissario che gestisca la situazione, come accadde a Napoli 10 anni fa, ai tempi di Bertolaso. Insomma, con le chiacchiere, con la retorica, con il sogno ambientalista, in questo momento non si risolve niente. La soluzione sono gli impianti. Benissimo. Pietro, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è in linea. Pronto, buongiorno. Ciao, buongiorno. Senti, chiamo dalla provincia di Monza, saluto il tuo ospite, complimenti per la trasmissione. Sì, ciao, cara. Per il discorso di Roma, guarda, io sono molto drastica, lo chiudo proprio in un secondo. Secondo me neanche Nerone riuscirebbe veramente. Mi dispiace per i romani, ma forse se andasse veramente in malora quella città lì come sta andando, guarda, ho perso tutte le speranze. Per il discorso della Sea-Watch. Sì, ora ne parliamo anche. Sì, ecco, prego. no, volevo solo dire questo. Si sente dire che il cattivismo dice affondiamo le navi. Sì, il cattivismo dice affondiamo le navi, affondiamo la nave, prendiamo queste persone, Salvini non le deve neanche far toccare il territorio italiano. Prenda degli aerei, degli elicotteri, degli alianti, quello che vuole, li prende a uno, questi clandestini, li prende e li porta un po' sono 40, ne porta 20 in Germania e 20 in Olanda e li lascia lì, li scarica lì. Prende l'equipaggio con la capitana Uncino, lì la capitana, prende Findus e lo arresta. l'hanno anche chiamata.
lo arresta, affonda la nave, una bella bomba, hai presente le bombe? Affonda la nave, perché la gente ha votato e la gente è questo che vuole. Il 35% non può stare al 2% che dice no, accogliamo. La gente vuole questo. Quindi Salvini deve farlo, perché sennò ne va della sua faccia. Grazie, buon lavoro. Grazie, buona giornata a lei. Allora Pietro, infatti avremmo appena concluso l'intervento su Roma, parlato della Sea-Watch, un po' quello che sta succedendo adesso. Quali sono le ultime notizie? No? La nave è ferma. La nave è ferma in acque italiane. La signora, che saluto, ha ragione quando dice andrebbero arrestati, però il tema è che non è che lo deve fare Salvini, perché il ministro dell'interno non è che può emettere dei provvedimenti di arresto, lo dovrebbe fare la magistratura. Infatti mi pare anche Salvini ieri sera ha detto: mi domando perché nessuno proceda con l'arresto di una persona che ha palesemente violato le norme, perché chiaramente il decreto sicurezza bis dice che in presenza di reiterata violazione del divieto di attracco, no, c'è l'arresto. Ecco, ci sono due interpretazioni, leggevo. La prima è che siccome questa Sea-Watch è la prima volta che approda in questo modo dopo il decreto sicurezza bis, però c'è anche da dire che più volte le autorità italiane hanno intimato di fermarsi, quindi più volte quella norma è stata violata. Ecco, al di là del fatto che noi ci muoviamo in punta di diritto, va detto che da parte del ministro, secondo me, c'è stata tutta la volontà di porre una cornice normativa chiara affinché queste cose non accadano più, però purtroppo accadono perché quella delle ONG ormai, e questo l'ha dimostrato questa performance della Sea-Watch, è una sfida politica a un nemico politico. Quindi di fatto, a parte il collateralismo con i trafficanti di uomini che le ONG non si preoccupano più di toccare, perché chiaramente nel momento in cui fanno da taxi del Mediterraneo, ed è così, insomma è una sorta di incentivo ai trafficanti di uomini, quantomeno morale, quantomeno culturale. C'è proprio una sfida al nemico, perché non si capisce per quale motivo. Allora, non vuoi andare in Libia, quello va bene, insomma, non si capisce però per quale motivo hai chiesto alla Libia di indicarti il porto sicuro, però c'era la Tunisia che era molto più vicina. Quindi se veramente il discorso si fermasse ad una questione umanitaria, c'era il porto della Tunisia che è un porto sicuro. Invece no, c'è stata l'ostinazione di voler puntare sull'Italia e creare questo derby su cui poi la stampa di sinistra italiana è cascata con tutte le scarpe, della capitana donna contro il capitano uomo cattivo, no? Certo. che quindi, vede le porte chiuse. Quindi Pietro, insomma molto politica l'operazione. Quindi continua insomma l'attesa davanti a Lampedusa di questa nave, in attesa appunto di nuovi sviluppi. Che cosa succederà nelle prossime ore? Bisogna vedere, perché qui secondo me io so che ci sono delle interlocuzioni aperte con la Germania e con l'Olanda, che sono i paesi che dovrebbero prendersi in carico il problema, perché ricordiamo che questa Sea-Watch è una nave battente bandiera olandese gestita da una ONG tedesca, quindi l'Italia non c'entra niente. Giustamente l'ambasciatore italiano in Olanda ha protestato, ha chiesto dei chiarimenti formali. A questo punto insomma bisogna che la serietà coinvolga tutti in Europa, ce la chiedono in maniera dogmatica sui conti, però bisogna che questa riguardi un po' tutte le materie. E bisogna vedere se a livello europeo ci sia una condivisione del tema. Sto leggendo proprio in questo momento delle dichiarazioni del ministro degli esteri Moavero che dice che il governo italiano sta applicando la legge, e effettivamente è così, insomma. La legge c'è, è stata approvata ed è giusto applicarla. Sentiamo Pietro, abbiamo altre due telefonate, vediamo un po' chi c'è in linea. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dunque senta, io la penso così, può darsi sbaglio. Lei da dove chiama? Da Milano. Ecco, sì, prego. Dunque, senta, questa faccenda si poteva tutto evitare, bastava che il Presidente della Repubblica, penso io, come sarebbe stato il suo dovere, di dire che Salvini
esercitando un sacrosanto diritto di difendere i nostri confini, come fanno le altre nazioni. Avrebbe cambiato tutto. Non sarebbe successo nulla, la nave non sarebbe più venuta qua. Va bene. Perché la gente avrebbe ascoltato il Presidente della Repubblica come succede di solito. Che per quanto riguarda quello che succede in Libia, non è che io per carità dico che fanno bene, però è un deterrente, perché se non ci fosse stato quel deterrente, qua si sarebbe riempito oltre all'Italia anche il Parlamento, che i nostri parlamentari avrebbero dovuto fuggire per invasioni che ci avrebbero fatto. Grazie, buongiorno. Grazie a lei. Pietro, aspetta, sentiamo un'altra telefonata e poi commentiamo. Pronto? Sì. Tocca a me? Sì, prego signora. Buongiorno, sono Maria da Torino. Ciao Maria, ciao, ti Ma ricordo. non è neanche questione del fatto che gli italiani hanno votato. Signori, cosa succede negli altri paesi europei? Tutti difendono i confini a partire da Monsieur Macron, che in Francia chiamano Micron, che ci rimanda indietro alla frontiera di Ventimiglia, Bardonecchia e quell'altra un po' più su che in questo momento non mi ricordo, il Monginevro, sì. Ecco, ci rimanda indietro tutti gli africani che sono riusciti a oltrepassare la frontiera. Quindi vuol dire che neanche la Francia vuole clandestini. Sì. E basterebbe adottare il metodo della Madama Merkel. Cosa ha fatto la Madama Merkel ultimamente? Perché la notizia è passata sotto traccia. La Madama Merkel ha preso degli extracomunitari, li ha sedati e qui nessun'anima bella ha detto beh, li ha messi su un aereo e ce li ha scaricati in Italia, tutti zitti naturalmente in questo paese del cavolo che non è in grado di farsi rispettare, e noi siamo il terzo paese contribuente netto e tutti gli anni diamo a Bruxelles dai 5 ai 6 miliardi di regalo, cari signori. Benissimo signora. Pietro, allora commentiamo un po' le due telefonate. Beh, mi pare che sia, innanzitutto saluto i signori intervenuti, sì. Li ringrazio anch'io insomma per le parole, ma mi sembra che sia una sensibilità molto diffusa, cioè quella che al di là della contabilità degli sbarchi, no? Perché stamattina i giornali dicevano tutti ma che vuoi che siano 40 persone, no? C'è proprio un tema politico, che è quel tema riguardante la necessità per un paese di farsi rispettare, di decidere che tipo di flussi vuole che arrivino nel proprio paese, e soprattutto una capacità di un paese di far rispettare la legge che ha approvato come in maniera autonoma, come la democrazia suggerisce ed implica. Insomma, io vedo questo, che c'è una partita molto ampia che si è accesa secondo me in maniera molto più intensa dopo le elezioni europee, che è il ruolo italiano in Europa. Sì. Il ruolo italiano in Europa che da un lato passa attraverso il braccio di ferro sui conti, sulla manovra, sull'ipotesi procedura di infrazione. Prima leggevi quell'agenzia piuttosto conciliante dell'Unione Europea, e questo mi pare un risultato. E la seconda è quella del tema degli immigrati. Perché, signori, oggi un grave errore che si fa è quello di pensare che il tema immigrazione sia confinato a delle stagioni, no? Certo. Adesso è estate, e invece qua il tema è prospettico, perché in Africa ci sono moltissime crisi, se pensiamo ad esempio alla crisi del Sudan, alla stessa Libia, anche se lì è una crisi intermittente, insomma ci sono moltissime crisi che possono rappresentare un incentivo ad emigrare. Certo. Il business dell'immigrazione, dei traffici non si è mai sopito, e poi c'è tutto il tema economico del cambiamento sociale che come si rivolge a noi si rivolge anche in Africa. Certo. Quindi ristabilire una politica europea vera, senza far finta di nulla e portare paesi come l'Italia ad essere il grande centro d'accoglienza d'Europa, è un tema politico fondamentale. Quindi al di là della contabilità, la fermezza è un segnale politico, è l'unico segnale possibile di dignità di un paese che va dato, perché altrimenti, se vogliamo rassegnarci ad un'Italia che non è più Italia un domani, perché poi demograficamente l'Italia cambia il volto, culturalmente cambia il volto, socialmente cambia il volto, l'unica strada al momento è questa:
Benissimo. Senti Pietro, tu hai scritto un articolo su Il Tempo dal titolo Sì. Nei partiti scatta l'ora dei governatori. Parli di Sì. strategie, ci racconti un po' molto sinteticamente, insomma, cosa hai scritto? Sì, era diciamo una combinazione di figure e di fatti, perché al momento ci sono tre governatori che sono in primissimo piano nella politica, perché da un lato ci sono, anzi quattro, perché da un lato ci sono Zaia e Fontana, no? Veneto e Lombardia, che hanno avuto una grande visibilità, una grande vittoria politica, anche loro con la conquista delle Olimpiadi, e poi sono coloro che stanno difendendo in maniera molto strenua il risultato del referendum sull'autonomia e stanno facendo sì che, insomma, assieme a Salvini il tema continui ad essere sul tavolo del governo, perché ormai si è capito che il Movimento 5 Stelle non la vuole. Quindi stanno avendo una rilevanza nazionale molto importante. Poi in Forza Italia c'è Giovanni Toti, che si è fermato sul ciglio di una scissione e la minacciata scissione ha portato sul tavolo di Forza Italia la necessità di cambiare le regole, di cambiare le norme, anche se non è detto si arrivi a un congresso vero e proprio. Questo lo vedremo, perché mi pare che Berlusconi sia molto restio, come è nella sua natura, diciamo, a questo. E il terzo è Zingaretti, che da governatore del Lazio ha conquistato il PD dalla posizione di governatore, sta cercando di liquidare il grumo di potere politico renziano e di riportare il PD verso delle posizioni di sinistra tradizionale. Vediamo se ci riuscirà, una sfida molto ardua, però comunque il fatto che i governatori siano in prima linea è anche una restituzione di dignità della politica, secondo me. Va bene, allora Pietro, purtroppo oggi dobbiamo salutarci perché gli ospiti di oggi sono tantissimi. Sono molto contento che tu ci ascolti e intervieni ogni mercoledì, e da mercoledì prossimo con te approfondiremo determinate tematiche e il tuo intervento durerà di più, quindi sono molto contento di questo. È un piacere. Grazie mille. Allora Pietro, noi ti salutiamo, ci risentiamo mercoledì prossimo, poi appunto annunceremo magari la prossima settimana di cosa ci occuperemo. Grazie a voi e buon proseguimento. Grazie mille a Pietro De Leo, giornalista del Tempo. Adesso in collegamento telefonico con noi abbiamo la dottoressa onorevole Claudia Porchietto di Forza Italia. Buongiorno onorevole. Buongiorno a voi, grazie della telefonata e grazie di essere presente con voi in trasmissione. Grazie mille Claudia, ci possiamo dare del tu, no? Con grande piacere. Ecco, allora Claudia, tu fai parte della 10ª commissione attività produttive, commercio e turismo. Raccontaci un po' magari quali sono le novità di questa commissione e anche che cosa state facendo oggi alla Camera, di che cosa si sta discutendo, state votando, prego. Guarda, noi abbiamo appena finito e completato l'iter procedurale sul nuova proposta di legge studio sport, con una serie di semplificazioni che sono state apportate. Oggi stiamo votando proprio in questo momento. Infatti io vi chiedo scusa se comunque vi sto parlando direttamente dalla Camera, perché ritenevo opportuno non perdere in questo momento comunque anche i voti rispetto a alcuni temi, diciamo, importanti che riguardano l'agricoltura ed alcune problematiche legate all'agricoltura. Sì. C'è un'attività significativa, fortunatamente, finalmente abbiamo lasciato spazio alle proposte del Parlamento, anziché dover votare sistematicamente fiducie e decreti come è avvenuto in questi ultimi mesi. E credo che sia comunque doveroso sottolineare come ci sono in questo momento commissioni che stanno lavorando assiduamente e alacremente a quelli che sono temi importanti. Io, come tu stavi dicendo, opero all'interno della 10ª commissione e sono a scavalco sulla commissione finanze. Abbiamo appena completato l'iter di valutazione e di votazione sul decreto crescita, che è stato diciamo molto articolato e complesso. È un'attività comunque significativa, c'è tutta la responsabilità logicamente di dover adoperarsi nel miglior modo possibile per portare le proprie competenze. Io arrivo dal territorio, oltre a essere un commercialista e un imprenditore, ho fatto per 10 anni attività
regionale, essendo stata assessore nella precedente giunta di centrodestra della regione Piemonte, quindi cerco chiaramente di portare le esperienze tratte da questa attività lavorativa professionale e politica sul territorio. Benissimo. Senti Claudia, ti chiedo di rimanere in linea con noi per altri 5 minuti perché adesso abbiamo una brevissima pausa pubblicitaria. Grazie mille. Va bene, adesso andiamo in pausa. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+, dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Un grosso abbraccio a tutti quanti da Nadine e Marcus Dardi. In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, bevo e canto all'italiana, dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana dai Longobardi al 2000 insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani e di alcuni vini. Tutte le domeniche dalle ore 13:30. Buon ascolto su RPL. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Rieccoci carissimi amici di RPL, in collegamento telefonico con noi abbiamo Claudia Porchietto, deputata di Forza Italia. Allora Claudia, con te vorrei parlare un po' delle misure economiche che questo governo ha approvato, ad esempio il reddito di cittadinanza e anche il concorso recente che c'è stato dei navigator. Che ne pensi tu di questa misura? Claudia? Claudia? Non ti sentivo più, ecco. Ci risentiamo, scusa. Dicevo, che ne pensi del reddito di cittadinanza e dei navigator assunti con il concorso? Guarda, io sono assolutamente contraria al tema del reddito di cittadinanza e l'ho manifestato anche apertamente con un intervento in aula. Non ritengo che sia lo strumento per ridare dignità e riportare le persone a lavorare, perché comunque il tema che deve essere al centro dell'attenzione è come riportare le imprese a produrre in Italia per generare lavoro. Sì. La percentuale di imprese che hanno portato le proprie produzioni fuori dall'Italia è sempre più significativo e vi posso assicurare che soprattutto in un contesto come questo di instabilità finanziaria sono molti gli imprenditori che valutano sempre più di spostare le proprie attività produttive anche soltanto al di là dei confini italiani, che si tratti del nord-ovest o che si tratti del nord-est. Sì. Finché noi non risolviamo e non rimettiamo al centro dell'attenzione l'impresa e tuteliamo il patrimonio imprenditoriale che noi abbiamo creato in questi anni, non potremo pensare di generare nuovi posti di lavoro. Il reddito di cittadinanza serve per tamponare delle situazioni, sì, ma non risolve il problema del lavoro nero, perché sono tantissimi i casi ormai già segnalati di soggetti che rinunciano ad un posto di lavoro per ottenere il reddito di cittadinanza e per poi continuare a lavorare in nero. E non è questo il sistema per creare, soprattutto sulle future generazioni, quell'impegno, quella voglia di lavorare e di rimanere in Italia. C'è una cosa che voglio sottolineare. Prego. Se andiamo e ci parliamo con i centri per l'impiego, ci renderemo conto di quanti sono stati i giovani che hanno preferito rinunciare al reddito di cittadinanza pur di poter trovare un lavoro degno di essere chiamato lavoro. Cioè hanno più dignità i giovani che non hanno mai lavorato rispetto a quello che è stato un programma del governo della parte 5 Stelle, sì, che ha pensato di dare comunque un'elemosina ai cittadini italiani. Tema navigator.
Certo. Faccio una battuta. La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato al bando per diventare navigator erano persone che avevano o un lavoro precario o non avevano lavoro. D'altronde, quando stai parlando di un contratto a tempo determinato, è chiaro che non lasci un contratto a tempo indeterminato o un percorso professionale per andare a fare un lavoro come navigator. Ma secondo voi un navigator che avesse l'opportunità di trovare un posto di lavoro significativo lo tiene per sé o lo dà a qualcun altro? Allora, è chiaro che abbiamo messo nelle mani di persone che a loro volta necessitano di un posto di lavoro stabile lo strumento per trovare il lavoro a degli altri, cittadini italiani. Allora non è questa la formula sarebbe stata quella, così come si era già cercato con il governo di centrodestra di Berlusconi, di riformulare i centri per l'impiego, di creare una struttura efficiente, quasi come quella tedesca, cosa che, ahimè, mai nessuno ha cercato di creare in Italia. Io ritengo e continuo ad essere convinta che non sia questa la formula per dare lavoro, per dare un lavoro competente e professionale e per dare dignità al lavoro. Ok, Claudia, un'ultima domanda. Il futuro di Forza Italia, no? Ieri il presidente Berlusconi ha detto congresso entro dicembre, resto alla guida di Forza Italia, poi c'è stata la nomina di 2 coordinatori nazionali, Giovanni Toti e Mara Carfagna. Come si sta riorganizzando il partito? Guardate, noi non nascondiamo il fatto che facciamo fatica a generare comunque un ricambio all'interno del nostro partito, anche perché è un partito che si è formato, che si è plasmato grazie a Silvio Berlusconi, quindi a prescindere da quelle che possono essere le velleità di tutti quanti noi, diventa veramente difficile riuscire a trovare comunque la possibilità e l'opportunità di avere dei nuovi leader. Lo stiamo facendo, ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando all'acronente, non è facile perché ci sono comunque visioni diverse all'interno del partito, ma questo fa bene a Forza Italia, stanno uscendo delle figure interessanti. A me piace sempre ricordare che oggi in Parlamento i 2/3 dei rappresentanti parlamentari di Forza Italia sono di prima esperienza, ma hanno delle competenze che portano dal territorio, quindi ci è stato un grande ricambio generazionale all'interno delle rappresentanze parlamentari. Sono certa che entro dicembre riusciremo a farlo anche a livello di partito, a fianco del Presidente, perché io penso che questo sia chiaro, nessuno ha intenzione di noi di sostituire Silvio Berlusconi. Vogliamo aiutarlo a creare un partito efficiente, un partito moderno, un partito che possa comunque traghettare quello che è il centro moderato dell'Italia. Ce n'è bisogno, perché un conto è la Lega e un conto è invece un centro moderato, quindi noi ci candidiamo a fare questo. Benissimo. Allora Claudia, grazie mille di essere intervenuta. Grazie a voi, è stato un grande piacere. Appunto un po' di confusione c'è alla Camera, ci risentiamo prossimamente in radio, ti auguro buon lavoro e buona giornata. Grazie e buon lavoro anche a voi. Grazie mille a Claudia Porchietto, deputata di Forza Italia. Adesso Giulio dalla regia, Giulio Carnelli dalla regia che saluto, mi dà l'ok. In collegamento telefonico abbiamo Alberto Zolezzi, deputato del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Alberto. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Allora Alberto, raccontaci un po' quali sono le ultime novità che riguardano la tua commissione, la Commissione Ambiente, anche il tuo territorio. Tu sei di Mantova, giusto? Sì. Allora, noi stiamo continuando a seguire il filone acqua pubblica con istruttorie complesse ma importanti che stanno portando davvero a vedere che ci potranno essere risparmi notevoli in bolletta, questo famoso 30%. Nel decreto crescita siamo riusciti a blindare il fatto che l'ente per la tutela delle acque, della Puglia, della Lucania e dell'Irpinia si trasformi sì in una società per azioni, ma con le quote detenute totalmente dal pubblico, questo famoso EIPLI. Ed è stato un risultato importante, perché sappiamo che non sarà facile per nessuno garantire acqua di qualità e quantità, tanto più nel sud Italia. Stiamo vedendo in questi giorni già ci sono situazioni di stacchi per motivi proprio di carenza idrica. È un settore dove è necessaria una governance migliore.
E voi avete visto in questi giorni c'è stato anche il discorso dei mutui per la casa, ecco, sì. riusciti a rifinanziare per 100 milioni il fondo di garanzia dei mutui. L'anno scorso, nel 2018, ben 100.000 mutui sono stati in qualche modo garantiti fino al 50% dallo Stato. 100.000 persone hanno potuto acquistare casa oppure ristrutturare casa con questo sistema. Io mi concentro anche sul ristrutturare, perché sempre nel decreto crescita finalmente si è riusciti a iniziare il meccanismo del credito d'imposta, cioè che una persona può eseguire un lavoro con un bonus che può arrivare anche al 65%, è una sorta davvero di buono, di voucher che può utilizzare per pagare chi presta l'opera, che a sua volta può scaricarlo sui fornitori. Sì. È diverso dall'ecobonus, dove si va sulla defiscalizzazione IRPEF sempre al 65%, ma in questo caso tiriamo via dalla fiscalità questi fondi, per cui anche una persona incapiente può eseguire un lavoro per ristrutturare casa, ma soprattutto per risparmiare energia, che è chiaramente la cosa a cui tengo di più. E questo sarà poi, si porterà, stiamo spingendo tutti per portare una contrattazione europea per togliere questi investimenti dal patto di stabilità europea, dal conteggio del deficit, che potrebbero equivalere a 10 miliardi in più in Italia per investire nel risparmio energetico, quindi avvicinarci anche dei piccoli per limitare il cambiamento climatico e queste cose che poi di cui parliamo, però bisogna riuscire a dettagliare, a fare qualcosa di pratico, a fare tanti slogan, emergenza, stato di insomma, sono cose che poi senza dettagli pratici poi non servono a nulla. Ecco, senti Alberto, tu sei anche medico, no? Per quanto riguarda la sanità ci sono numerosissime notizie. Questa mattina sul blog delle Stelle c'è una notizia che riguarda l'ospedale San Giovanni Bosco, c'è scritto ecco la sanità di De Luca. L'ospedale San Giovanni Bosco nelle mani della Camorra, e poi c'è un altro articolo che riguarda la sanità sempre sul blog delle Stelle, che parla del diritto al fascicolo sanitario digitale. Per quanto riguarda l'ospedale San Giovanni Bosco, voi che cosa intendete fare e che cos'è questo diritto al fascicolo sanitario digitale? Sì, ma preferisco parlare di cose costruttive. Il fascicolo sanitario è molto collegato anche alla legge del referto epidemiologico che porta la mia prima firma. Vuol dire riuscire ad avere dei dati disponibili in Italia e progressivamente anche in Europa su come si sta, quali esami si sono fatti, quali sono le patologie e le cure che si fanno. Sì. Questi dati servono soprattutto alla persona, alla paziente, che può essere curato meglio senza perdere troppo tempo di raccolta di dati, questa famosa intervista, questa anamnesi che a volte in certe condizioni poi la persona non ricorda o non è in condizione di dire alcune cose, per cui si rischia, non so, di somministrare farmaci a una persona allergica o di non seguire i protocolli che erano già in corso. Sì. Il fascicolo sanitario adesso si scontrerà con le norme della privacy, proprio queste settimane si voteranno un Parlamento di garanti della privacy sicuramente importante. È chiaro che questi dati non devono girare dell'etere, però devono essere a disposizione del paziente, del medico curante, dei servizi di epidemiologia, che sono quelli che potranno realizzare un referto epidemiologico di un territorio, guardando se un territorio è pressato o meno da determinati fattori di rischio, oppure andare a indagare se c'è qualche fattore di rischio ambientale, professionale, comportamentale che in qualche modo possono magari essere prevenuti. Sul discorso dell'ospedale San Giovanni Bosco, bene che si sia fatta chiarezza su una situazione dove appalti e assunzioni sembra che possono in qualche modo essere pilotati direttamente dalla Camorra con la complicità di personale interno. Questo è sicuramente molto, molto grave. In realtà il problema vero non erano le formiche, che forse erano dei segnali diversi dati proprio dalla criminalità organizzata. Va fatta chiarezza, va riportata dignità nel Servizio Sanitario Nazionale, ma vi porto una notizia molto bella, che è quella che i posti in specialità per l'anno prossimo è in corso adesso la firma del protocollo del Ministero dell'Istruzione, che ha già dato la sua, e poi il Ministero della Salute, per passare da 9.700 a 11.000, quasi 11.600 i posti per entrare a medicina, e verranno aumentati di un 10% anche i posti di accesso alle specialità.
bisogna avere personale, abbiamo visto da tutte le parti, Lombardia compresa, abbiamo gravi carenze di medici, l'ospedale di Mantova è uno di questi, e è necessario riportare maggiore personale di qualità nel servizio sanitario nazionale. Prima di tutto ci vuole un numero adeguato di persone che si iscrivono alla medicina, è impossibile disperdere giovani che dovrebbero provare a entrare, ma per motivi burocratici non ce la fanno, per motivi soprattutto di non aver programmato bene le esigenze del nostro paese, perché si vede che la carenza sta diventando cronica e grave di anno in anno, e poi si riuscirà ad agire anche ammettendo gli specializzandi dell'ultimo anno ai concorsi e quant'altro. Alberto, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è in linea. Pronto? Buongiorno. Buongiorno signora. Telefono da Torino, io ho 75 anni, come dico sempre. E come mai? Come mai ci dice l'età? Signore delle 5 Stelle, come lingua siete bravi, come parole tante. Allora mi chiedo questo: Di Maio sta riuscendo a far chiudere tutte le fabbriche in Italia. Giù a Taranto non si mette d'accordo, non lo so, questo non vogliono Taranto, lì c'hanno questo, lì c'hanno quello, c'hanno i fiumi, c'hanno i fumi, c'hanno questo. Si chiuderà la fabbrica, dicono già 3 mesi di cassa integrazione che pagherà lo Stato di nuovo. Viene chiusa questi 4.000 in mezzo alla strada, non so chi li manterrà di nuovo lo Stato, che oramai siamo nella fogna. Più di così non si può. Di Maio. L'altro è la Whirlpool, le lavatrici a Napoli, assenteismo, quelli vogliono 20.000 euro perché dicono che loro 20 milioni sono in deficit, e Di Maio, ora ve li diamo. Io ho comprato una lavatrice giapponese a Carrefour con 200 euro, automatica, che va benissimo. Una lavatrice della Wood che fanno giù a Napoli mi costa 450 euro. Io non li ho. Ora io mi chiedo, cari signori 5 Stelle Di Maio, qui si deve lavorare, non si fa assenteismi, non si... Va bene signora. Allora Alberto, prima di commentare sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Grazie. Pronto? Mi sente? Sì. Buongiorno, mi chiamo Giuseppe. Niente, sentivo parlare della Sisvolt, no? Uno dice affondare, l'altro dice fare questo e fare quello. Affondare non va bene mettere le bombe, perché dopo poverini muoiono anche gli stessi. Comunque questa barca basta prenderla e metterla in un cantiere, levarsi i motori e lasciarla stare lì, che non vada più in funzione e chiuso. La bomba la metterei in un altro posto, ma non lo dico perché dopo mi arrestano. Comunque niente. Va bene. E riguardo che andiamo male perché se in Italia abbiamo 3 milioni e mezzo di statali che il 90% non produce, e poi abbiamo 2 milioni e mezzo di gente che partecipa tra i politici e tutti quelli che ci tirano attorno, e poveri noi non tiriamo mai più su testa, ragazzi. Va bene, grazie mille. Allora Alberto, commentiamo un po' la signora di prima che parlava insomma dell'industria, ecco, prego. Sì, grazie per la partecipazione anche degli ascoltatori. Ci sono alcuni dati che mostrano come stia aumentando il numero delle persone occupate in Italia, addirittura quelle a tempo indeterminato, che vuol dire lavorare anche con una certa dignità, una progettualità, vuol dire magari usufruire dei mutui per comprare casa o ristrutturarla, che sono le cose che poi indirettamente danno altro lavoro. Ci sono 300.000 persone con un posto a tempo indeterminato in più in Italia in un solo anno. Questi sono dati che non dico io, ma li certifica l'Istat, e sono dati che sono sempre più ottimistici anche nel primo trimestre del 2019. Ci sono poi situazioni di mercato non semplici, come può essere quella dell'acciaio. Per quanto riguarda l'Ilva, è mio parere che sia una situazione più che altro di mercato che non rende probabilmente così semplice andare avanti con un errore fatto negli anni 70, in cui si è deciso di produrre il doppio dell'acciaio medio prodotto dalle acciaierie europee, per cui sicuramente non è una situazione semplice. È possibile, non è così facile coniugare ambiente e salute, appunto, e dignità del lavoro. È la scommessa che ci siamo prefissi. Se dovevamo fare quello che si è fatto per decenni, arrivando a 5 milioni di poveri in Italia, a tanta insicurezza, perché la povertà non è che porta a benessere e a pace sociale, insomma noi stiamo ovviando a questo. Adesso i centri per l'impiego si è concluso in pochi giorni concorso per i navigator 20 nella provincia di Mantova, sono quasi 500 in tutta la Lombardia. Questi uniranno domanda e offerta di lavoro. Ci saranno molte altre persone in più che potranno lavorare senza rivolgersi alla politica
ai centri di consenso come alcuni sindaci o altro, che in molti casi hanno svolto azioni piuttosto poco opportune perlomeno. Invece vogliamo proprio allontanare la politica dai lavoratori, di modo che i migliori possano fare le cose più opportune e non magari essere costretti in una situazione così limitata. Sul discorso della nave, della Sea-Watch, sappiamo che io non ho adesso aggiornamenti, so che c'è da un lato la volontà diplomatica di dividere tra Germania e Olanda una parte dei migranti, dall'altra l'idea dell'arresto. Io dico solo che purtroppo sono organizzazioni non governative che, come ben sappiamo, siamo i primi ad aver denunciato, ad aver scoperto questi giochi poco puliti con gli stessi scafisti. Bisogna fare molta chiarezza, bisogna evitare soprattutto che ci sia scena spettacolarizzazione, che qualcuno possa magari aumentare il budget, le donazioni per queste ONG, come ha scritto il nostro capo politico Luigi Di Maio su Facebook ieri. Cioè alla fine diventa uno spettacolo, questi qua tira molla giusto per aumentare donazioni, per creare una situazione di lucro sulla pelle anche di persone che avrebbero bisogno di tutt'altro, cioè di ricollocamenti legali con aerei e altre cose, come ha detto anche Salvini. Insomma. Senti Alberto, un'ultima domanda. Leggevo, approvato il decreto Lirica, più tutele ai lavoratori dello spettacolo. Che cosa prevede questo decreto? Ma intanto andiamo su un dettaglio del decreto dignità, in cui per alcune categorie sono corsi istruttorie per fare una deroga. Uno dice, allora siete tornati indietro. No, non è così. Si dice che per alcune categorie che finora sono state sfruttate, non hanno potuto neanche esprimersi al meglio, parliamo di grandi artisti del settore della lirica, era possibile rinnovare di mese in mese, di anno in anno, eventuali contratti a tempo determinato senza nessun limite, quindi non dando nessuna sicurezza, nessuna anche prospettiva di qualifica ulteriore professionale a queste persone. Adesso si sono posti dei limiti di 48 mesi per avere questa fase, diciamo, di tempo determinato rinnovato, dopodiché ci deve essere un'assunzione. È qualcosa di buon senso, perché 48 mesi potranno anche essere con delle pause, però si inizia a dire, insomma, se tu vuoi usufruire di un professionista, di un artista che anche a sua volta ha bisogno magari di stabilizzarsi, di fare ulteriori corsi di formazione, migliorare proprio la qualità dell'arte italiana, dopo un certo periodo devi stabilizzarlo. Mi sembra una norma assolutamente di buon senso, che rimane nel solco del decreto dignità, ma dà molta più qualità a tutta la nostra arte italiana, che sappiamo è la migliore del mondo. Come professionisti non abbiamo niente da invidiare, possiamo insegnare agli altri, però è giusto che anche al nostro interno ci sia qualche minimo paletto. Ecco, Alberto, veramente prima di lasciarti, sulle Olimpiadi, no? La scelta di Milano e di Cortina, come la giudichi? Ma io la giudico con grande gioia per l'Italia, per questo evento che ci sarà. Tra l'altro quello che è successo prima, c'è il discorso di Torino che chiedeva di farla da solo per un discorso anche di un'impiantistica proprio legata anche alle Olimpiadi invernali precedenti, il discorso di altre situazioni dove il costo per gli enti locali e per lo Stato sarebbe stato maggiore. In realtà poi si è arrivata a questa soluzione Milano-Cortina, dove in qualche modo si è controbilanciato il rischio di spendere parecchi soldi per gli enti locali e per lo Stato, con il fatto di avere un evento comunque di qualità, che noi abbiamo sostenuto. Il nostro sottosegretario Valente, che non ha una delega ma segue comunque per il Movimento 5 Stelle questi argomenti, era presente a Losanna e ha festeggiamo tutti noi, anche adesso in aula abbiamo approvato la delega sullo sport e tutti quanti siamo stati ben contenti che ci sia un evento così, senza rischiare neanche troppo per le casse né degli enti locali né dello Stato. Bene, viva lo sport di qualità, viva l'Italia. Senti Alberto, hai visto poi anche il primo impianto solare galleggiante al mondo che dovrebbe essere costruito nel 2022, dove in Olanda, insomma, sarà, adesso non esiste ancora, sono in corso di studi di fattibilità chiaramente per una serie di aspetti, non solo di correnti marine, perché parliamoci chiaro, non è nel Mediterraneo è molto più difficile pensare a qualcosa del genere, però lì ci sono una serie di situazioni meteo-marine molto diverse, c'è un'ecologia molto diversa. Si può pensare anche a mettere un impianto galleggiante che potrà produrre molta energia da utilizzare chiaramente a terra, evitando emissioni di CO2. Queste sono le prospettive per il futuro: meno emissioni di CO2, meno metano, sono le prospettive avanzate. In Italia purtroppo siamo ancora un po' troppo collegati
alle trivelle, al metano, ad altre cose che comunque non fanno tanto bene all'effetto serra, che oggi ci sono 40 gradi a Roma, e insomma sappiamo, non è un'opinione il fatto che bisogna sicuramente diminuire le emissioni. Oltretutto, come dicevo prima, se risparmia energia, il discorso del decreto crescita sugli edifici, se porterà ad avere 10 miliardi, sono 150.000 posti di lavoro per risparmiare energia e non per inquinare o per fare dei danni. Perfetto, allora Alberto, noi ti ringraziamo come al solito per essere stato qui con noi, per la tua disponibilità. Buon proseguimento di giornata e a presto. Grazie a te, agli ascoltatori, buona giornata. Buona giornata a te, buona giornata ad Alberto Zolezzi, deputato del Movimento 5 Stelle. Adesso in collegamento telefonico con noi, non sentivamo da molto, Maura Tomasi, deputata della Lega. Buongiorno Maura. Buongiorno a tutti, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Allora, Maura, volevo chiederti sulla TAV, no? Quali saranno proprio i prossimi passi, le prossime decisioni? Perché ieri la coordinatrice dell'Unione Europea sulla TAV ha detto che il progetto va avanti, ma il ministro Toninelli ha detto non c'è alcun bando. Raccontaci tu un po'. Ma in realtà naturalmente la TAV dovrà andare avanti nei limiti in cui ci saranno appunto questi accordi che stiamo assumendo con il Movimento 5 Stelle. La TAV fa parte del contratto di governo, doveva essere soltanto rivisto il progetto, cosa che si sta facendo, per cui la TAV, anche perché non solo è un'opera importante, ma anche perché mi pare di aver capito dalle ultime elezioni regionali che gli abitanti del Piemonte la desiderano e la vogliono e la ritengono importante per il loro sviluppo. Sì, quindi insomma staremo a vedere quali sono i possibili scenari. Senti Maura, sento anche delle voci alla Camera sicuramente. Ieri si è discusso sulle armi ai sauditi, è passata la mozione Lega Movimento 5 Stelle per lo stop all'export di bombe e missili. Ci racconti un po' di cosa si tratta? Ma questa è una mozione con la quale si invita il governo a far sì che non debbano essere poste in vendita all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi determinate tipologie di armi e quindi individuate soltanto nei missili e nelle bombe. Questo perché questo tipo di armi sono rivolte nei confronti della popolazione, questo quindi a tutela delle popolazioni dello Yemen che subiscono purtroppo il nostro malgrado insomma questi attacchi da parte dell'Arabia. Sì. Senti. Quindi il fatto il fatto di avere invitato la vendita o voler invitare la vendita solo di queste tipologie di armi è proprio in ragione del fatto che queste sono armi contro la popolazione, cioè che possono appunto ferire la popolazione nella sua interezza e quindi i civili. Ecco, Maura, volevo farti un'altra domanda. Ieri la Corte dei Conti si è riunita per una relazione, per la solita relazione annuale. Cosa ha praticamente dichiarato? Ma qui ci dice che la spesa sta un attimino gonfiandosi. Allora, i numeri sono numeri, quindi su quelli non la possiamo, però è anche vero che la nostra legge di bilancio non ha ancora cominciato a dare i veri effetti, perché insomma parliamoci chiaro, sono solo 6 mesi, parliamo appunto di giugno e soprattutto noi contiamo su quelle correzioni, quei correttivi che abbiamo apportato col decreto crescita, per cui parliamo di superammortamento, parliamo di mini IRES, parliamo di riduzione della contribuzione INAIL per quanto riguarda appunto gli imprenditori e di tutte quelle misure che stiamo adottando e che adotteremo con il decreto crescita. Sì. Questo sicuramente appunto ci porterà ad aumentare i introiti e quindi ad abbassare le spese. Ecco, sì. Senti Maura, ti chiedo di rimanere altri 2 minuti con noi subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria, d'accordo? Ok. Benissimo, grazie. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda.
Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Alla Mondoflex stiamo presentando una nuova collezione di materassi termoregolanti che mantengono la temperatura del corpo, mai caldi d'estate e mai freddi d'inverno. Venite a provarli fino al 31 luglio, offerta lancio con lo sconto del 50%. Vi aspetto anche il mese di agosto. Mondoflex reti e materassi. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Rieccoci carissimi amici di RPL, in collegamento telefonico con noi abbiamo Maura Tomasi, deputata della Lega. Maura, tu sei nata a Comacchio in provincia di Ferrara, abbiamo visto recentemente a Ferrara il sindaco Alan Fabbri, dopo 74 anni, insomma Ferrara ha cambiato la sua veste. Che ne pensi della vittoria di questo sindaco? Maura? Non l'abbiamo in collegamento telefonico. Maura? Eccomi. Ecco, hai sentito magari quello che ti ho chiesto? Sì. Ecco, sì, prego. Sì. Secondo me è una vittoria annunciata, perché i 70 anni di governo di sinistra di Ferrara e di tutta la provincia hanno veramente devastato questo nostro territorio. Abbiamo sicuramente grossi problemi dal punto di vista dell'immigrazione, dal punto di vista della sicurezza e naturalmente non ultimo ricordiamoci la Cassa di risparmio, ricordiamoci che tutti e soprattutto gli amministratori, soprattutto gli amministratori di Ferrara, quindi parliamo oggi dell'onorevole Maratin, che hanno firmato notte e tempo il bail-in. Sappiamo bene che è stato firmato 2 mesi prima della sua entrata in vigore, quindi a novembre, mentre l'entrata in vigore doveva essere appunto a gennaio per tutti. E ricordiamoci che questo ha determinato per 30.000, e parlo di 30.000 risparmiatori di Ferrara, la perdita di tutti i capitali. Ecco, senti Maura, un'ultima domanda per quanto riguarda, scusami, la nave Sea-Watch. Stai seguendo insomma questa vicenda? Anche quali sono gli ultimi aggiornamenti? Gli ultimi aggiornamenti sono che la nave rimane ferma e non è ancora attraccata al porto. Secondo me questo è una violazione della nostra sovranità. Francamente non comprendo questo capitano che ora attribuisce a noi la responsabilità eventualmente di questi, delle doglianze di questi 42 migranti, ma in 15 giorni il capitano poteva portare questi migranti altrove. Non capisco perché rimanere di fronte alle coste italiane 15 giorni in attesa di sbarcare da noi e soprattutto di portare il nostro divieto. Insomma, io dico che tutti devono imparare che l'Italia è uno Stato sovrano. A casa mia entra chi voglio far entrare, chi suona il campanello e io gli apro la porta. Ma se decido di non aprirla, quelli se ne stanno fuori.
Benissimo. Senti Maura, poi purtroppo c'è da Reggio Emilia una brutta notizia. A Reggio Emilia falsificavano carte per allontanare minori dalle famiglie e darli in affido retribuito. 18 gli arresti, nel mirino degli investigatori, i servizi sociali della Valdenza. I bimbi venivano sottoposti a un lavaggio del cervello con impulsi elettrici. Come commenti questa notizia? Aberrante, mi creda, aberrante. Io spero che la magistratura faccia il suo corso, che punisca in maniera esemplare, naturalmente in base a quelle che sono le nostre leggi e le nostre e quanto previsto appunto per questi tipi di reato, ma esemplare queste persone, perché questa è veramente una vergogna. Pronto? Sì, ti sentiamo, benissimo. Allora Maura, noi ti lasciamo alla Camera, per le discussioni alla Camera. Buona giornata e grazie per essere stata qui con noi. Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie mille Buona a Maura giornata, Tommasi, deputata della Lega. Adesso in collegamento telefonico con noi abbiamo anche l'onorevole Zordan. Buongiorno onorevole. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo qui alla Camera, come ha sentito. Sì. Stiamo lavorando. Ecco, allora, onorevole, abbiamo un ascoltatore e un'ascoltatrice prima. Sentiamo chi è in linea. Pronto? Sì. Pronto? Pronto, la sentiamo. Prego. Sono io? Sì, è lei. Ah, buongiorno signor Verna. Senta, volevo chiedere una cosa io. Prego. Ciò che ha fatto Salvini è ciò che dovrebbero fare tutti i ministri dell'interno. Cioè, no, quello di difendere i confini. Sì. Strano che in questo caso la magistratura di fronte a un reato non intervenga in quelle, sì, quando riguarda la Lega qualsiasi cosa è reato. Mm-hmm. Benissimo. Una piccola postilla anche. Lei risulta che il clero italiano, più di 40.000 persone, siano stipendiate e di conseguenza anche prendono anche la pensione dallo Stato? Mm-hmm. Bene, va bene. Allora, anche questo. Allora, Adolfo, come vuoi commentare le parole del nostro ascoltatore? Beh, io credo che abbia totalmente ragione. Comunque non è la Lega che commette il reato, ma sono gli sbarchi che commettono il reato. Sono le navi che vengono, le onde che vengono. Perché sai benissimo, insomma, quando si sbarcano i confini, c'è un ordine tassativo di non passarlo, vieni disubbidito, la magistratura dovrebbe intervenire in modo immediato. Poi se la mettiamo sul lato umanitario, se i 15 giorni sono in nave, questa nave benissimo poteva andare in Olanda per ben 2 volte. Perciò secondo me è tutto un gioco politico e si sta insistendo per mettere sotto scacco la Lega, per mettere sotto scacco il nostro ministro, che questo non è corretto. L'Europa, invece di pensare alle sanzioni all'Italia, dovrebbe un po' pensare anche a risolvere questi problemi, che sono un no di poco conto ma di grande conto, non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa. Perciò il telespettatore credo abbia ragione in pieno. Non è il nostro ministro che commette reato, il nostro ministro fa lavoro secondo le leggi e le rispetta. Chi non le rispetta sono gli altri. Se c'è qualcuno che si sente il paladino di qualcuno, deve rispettare le regole, altrimenti si paga con il sequestro della nave, con la multa e con l'arresto anche di tutti i componenti dell'equipaggio. Senti Adolfo, oggi sul Corriere della Sera c'è un colloquio con il ministro Erika Stefani che parla di autonomia e dice: smettano di cavalcare l'antagonismo nord-sud. Conte mi aveva detto si fa entro il 15 febbraio e poi la ministra dice i tecnici non decidono sul numero di competenze. Poi anche un'intervista al governatore Zaia oggi sul Corriere che dice: dal Movimento 5 Stelle metodo scandaloso, prendono in giro la mia gente. Basta no, dice, la ricreazione è finita. Sull'autonomia c'è stato un Consiglio dei Ministri, o meglio un incontro serale, su questo non si è raggiunto alcun accordo. Quale sarà la soluzione? No, la soluzione deve essere trovata in qualsiasi modo. Prima di tutto perché hanno appoggiato questo referendum e quando sono andati a votare quei 2.300.000 persone c'erano anche loro. Lo hanno sottoscritto su un patto, su un contratto di governo. Credo che sia impossibile dire di no. Se i 5 Stelle, e lo dico chiaramente fuori di denti, si fanno comandare o si fanno imporre dai burocrati, credo che Luca Zaia, ma anche la Lombardia
e l'Emilia Romagna devono intervenire in modo concreto. Non si può prendere in giro la gente quando si va a votare, perché i 5 Stelle sono i paladini di referendum, questo lo sappiamo benissimo questa piattaforma, e se non rispettano la volontà del popolo credo che dobbiamo pensarci in modo serio. Io da Veneto questa autonomia, l'ho ribadito un'altra intervista con lei, la voglio portare a casa, e voglio portare a casa le 23-24 competenze richieste, e non è vero che ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, che veramente si mette in pericolo la democrazia quando non si ascolta un popolo che è andato a votare in massa e senza ideologie, perché è un referendum dei veneti, non è il referendum della Lega di governo, è un referendum dei veneti e deve essere ascoltato. Benissimo, senti Adolfo, abbiamo un'altra telefonata, poi ti lasciamo andare, sentiamo. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Allora, tutti siamo stufi di sentire in televisione le stesse cose. Fate una legge che bloccate queste cose, perché non ce ne può fregare di meno degli stranieri, ok? Cioè, ve la dovete sbrigare voi al Parlamento, sempre che andate che vanno in televisione queste cose. I panni sporchi vanno lavati in segreto, se no si passa davanti agli stranieri. Adesso che si va all'estero facciamo la figura dei cattivi. Dovete mettere a tacere le televisioni, cioè lo si dice una volta, basta. Non se ne frega né del giusto né dello sbagliato. Un'altra cosa, io sono commerciante, quando voi metterete i sistemi automatici alle casse, nella periferia chiuderemo tutti, perché in periferia non abbiamo, l'unica nostra forma di finanziamento è fare il nero. Se questo ci viene impedito, nelle periferie dove c'è poco business chiuderemo in massa, rimarranno solo stranieri a vendere cocomeri e kebab. Quindi la politica che stanno facendo adesso a Roma è sbagliatissima. Altra cosa, ci sono file chilometriche di automobili, c'è un'autostrada, la tangenziale di Varese, non ci sono telepassi. Passi, c'è la telecamera, fa la foto e ti mandano da pagare. Cioè, non è che ci vuole uno scienziato a fare sta cosa su tutta Italia, perché la tangenzialina di Varese è una piccolissima tangenziale di 8 chilometri e hanno queste cose, e il biglietto costa anche solo €1, quindi se lo può fare la tangenziale di Varese per €1 di biglietto, lo si può fare in tutta Italia sta cosa, perché non si fanno queste cose? Va bene, grazie mille. Prego. Adolfo. Sì, allora è stufo il nostro ascoltatore di sentire sempre parlare di immigrati, ha detto in televisione. Prima cosa. Allora, prima cosa, se noi tappiamo le televisioni, chiudiamo la bocca al giornalismo e all'informazione, credo che commetteremo il danno più grave che possiamo commettere. Le leggi sono state fatte anche chiare, no? Perché sulla legge sulla sicurezza è stata approvata sia alla Camera sia al Senato. Le leggi ci sono. Purtroppo c'è, come sul codice della strada, chi non le rispetta e deve essere punito, ma l'informazione deve essere data. Non siamo noi cattivi che andiamo come figura in Europa. I cattivi è l'Europa che non si prende carico di tutto l'argomento che ormai se ne parla da troppo tempo. È vero che se ne parla da troppo tempo, però le regole vanno rispettate, le leggi ci sono. Questo è indiscusso, questa cosa mi dispiace per il telespettatore, ma non possiamo chiudere la bocca di informazione. Poi, come sappiamo, c'è informazione buona e c'è informazione cattiva. Sappiamo che noi della Lega non siamo amati come informazione, però ce la mettiamo tutte, insomma, le leggi ci sono e ci stiamo lavorando, ci mettiamo la faccia mentre qualcuno la nasconda, come la delegazione che è andata a vedere alla Watch, che se ne stia qua in Parlamento, che stiamo facendo delle leggi. Stiamo facendo delle leggi per tutti gli italiani, non soltanto per una parte dell'Italia. Per i telepass è la stessa identica cosa, vanno rispettate le regole, noi le regole le mettiamo, se poi diciamo che le regole fanno fatica a essere rispettate perché siamo in ritardo con la magistratura o perché non c'è la certezza della pena o altre tante cose, questo provvederemo in Parlamento il più presto possibile, ma posso garantirle che di immigrazione se ne parlerà ma per molto tempo. Io dico che bisogna lavorare qui in Parlamento, lavorare con i nostri partner, perché c'è un contratto, c'è un qualcosa da portare a termine e deve essere fatto, altrimenti ognuno vada per la propria strada. Cosa vuole che le dica? Noi ce la mettiamo tutta come parlamentari della Lega. Benissimo Adolfo. Pronto?
Ti sentiamo. Allora Adolfo, grazie, ti ringraziamo, buona giornata e buon lavoro, ci risentiamo prossimamente in radio. Io ti ringrazio moltissimo di cuore, ringrazio tutti i telespettatori e confermo che stiamo lavorando per tutti gli italiani. Grazie di cuore veramente a tutti voi. Grazie mille a te. Allora, adesso in collegamento telefonico con noi abbiamo anche il senatore di Fratelli d'Italia, Francesco Zaffini. Buongiorno senatore. Buongiorno. Grazie mille. Lei è coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Umbria e in questa legislatura fa parte della commissione che riguarda l'igiene e la sanità. In questi ultimi giorni, proprio in queste ultime ore, stiamo sentendo numerose notizie che riguardano emergenza medici, notizie che riguardano appunto il settore della sanità. Voi come commissione, no? Sanità, cosa avete all'ordine del giorno? Ci stiamo occupando in particolare, oltre che i pareri sui provvedimenti, sulle parti che attengono alla sanità, dei provvedimenti generali, come in questo oggi per esempio il decreto crescita, ma cosiddetto crescita, titolato crescita. In particolare adesso ci stiamo occupando di questa vicenda indagine da me promossa su questa vicenda della triptorellina. Ecco, è un termine, il nome di un farmaco o presunto tale, di un principio farmaceutico che è stato inserito tra i medicamenti coperti dal Servizio Sanitario Nazionale con un provvedimento dell'AIFA e pubblicato in Gazzetta Ufficiale un paio di mesi fa, che noi abbiamo deciso di attenzionare con un'indagine della Commissione, un atto assegnato, cosiddetto definito in gergo, che produrrà un documento che porteremo in aula auspicabilmente all'unanimità, posto che questa decisione presenta numerosi aspetti problematici. Il provvedimento è giudicato e deciso e motivato dal fatto di dover prevedere la possibilità di fermare istinti suicidari attraverso appunto la somministrazione di triptorellina nei soggetti minorenni, peraltro, quindi nell'età puberale 12, 13, 14 anni, i quali appunto manifestano questi istinti suicidari in virtù del loro dubbio di genere, così viene definito, cioè in buona sostanza. In attesa che questi soggetti abbiano deciso che cosa essere, cioè maschietti, femminucce, carne, pesce, uomo, donna, insomma come volete definirli, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce la somministrazione di questo farmaco, tutt'altro che innocuo, tutt'altro che privo di effetti collaterali, per sospendere lo sviluppo genitale e quindi l'attribuzione di genere. Credo che tutto questo vada approfondito in Parlamento, è il luogo deputato per prendere decisioni così rilevanti, così pesanti, che coinvolgono e che implicano aspetti morali, insomma roba seria che non può essere raccolta in una banale semplice delibera di un'agenzia italiana del farmaco, organo pure autorevole ma assolutamente insufficiente a coprire i diversi aspetti di questa vicenda. Certo. Senta senatore, l'Italia sappiamo insomma ha un drammatico bisogno di uscire dalla cosiddetta recessione demografica che sta vivendo. La stessa Giorgia Meloni proprio un'ora fa ha pubblicato la foto di una coppia che ha avuto una bambina in un paesino di montagna in provincia di Bergamo, dove da 21 anni, scrive Giorgia Meloni, non si festeggiava una nascita. 5 giorni fa è nata Elena. Questo dato confermato dall'Istat è drammatico secondo lei? Guardi, questo è il dramma che sta vivendo l'Italia, il più grande dramma che sta vivendo l'Italia in questo momento. L'ultimo rapporto Istat fotografa una situazione tale per cui nel breve svolgersi dei prossimi 15-20 anni l'italiano
non ci sarà più. L'italiano in quanto tale, in quanto figlio di italiani, nipote di italiani, portatore delle nostre storie, tradizioni, culture, prezioso conservatore di quello che i nostri avi hanno creato in termini di bellezza, di cultura, di welfare, per andare a qualcosa di più essenziale. Tutto ciò non esisterà più, perché non esisteranno più i figli degli italiani e i pochi superstiti nostri nipoti o pronipoti saranno stranieri a casa loro, saranno estranei a casa loro, in quanto saranno vittime di un processo di vera e propria sostituzione, posto che per fortuna c'è da aggiungere le coppie di stranieri presenti in Italia continuano invece a proliferare con ritmi normali. È l'italiano, è la coppia di italiani che non prolifera più, che non concepisce più, e questo è il vero grande dramma rispetto al quale la politica dovrebbe giornalmente interrogarsi di cosa fare per fermare questa emorragia di nascite. L'ultimo rapporto Istat disegna un'Italia con parametrata alle nascite come era nel 1918, l'anno in cui i maschi erano in guerra e le donne erano a letto con la spagnola. Ecco, questo è il quadro dell'Italia. Rispetto a questo mi pare di vedere con grande stupore che Fratelli d'Italia è l'unico partito o movimento, o come volete chiamarlo, che parla di questo dramma, perché sembra che a nessuno freghi niente il fatto che ci stiamo estinguendo, che c'è un percorso in atto assolutamente chiaro per chi conosce un minimo delle progressioni demografiche, che è assolutamente evidente che l'italiano sta sparendo dall'Italia. Benissimo. Senta, senatore, lei che è coordinatore dell'Umbria, no? Di Fratelli d'Italia, quali sono oggi i problemi di questa regione? Quali le note positive? Credo che anche gli ascoltatori di Radio Padania abbiano letto nei giorni scorsi quanto pubblicato da tutti i giornali nazionali e più diffusamente da quelli locali circa gli scandali che hanno coinvolto il Partito Democratico in prima persona con il suo coordinatore regionale, la stessa governatrice Umbra che è stata costretta a dimettersi, l'assessore alla sanità tuttora agli arresti domiciliari. Diciamo che resta poco della sinistra umbra a piede libero rispetto a questo quadro, che è una punta dell'iceberg di un percorso di appannamento, se vogliamo usare un eufemismo, esaurimento, come forse è più corretto dire, della spinta amministrativa, politica, istituzionale della sinistra in Umbria, che governa ininterrottamente dal giorno della proclamazione della Repubblica. È ovvio che in mancanza di alternanza la democrazia muore, e questo è il classico esempio di questa regione che ha, per colpa di tutti, sia chiaro, non solo per colpa della sinistra, che ha largheggiato in prassi amministrative e marchettismo che poi ne ha condizionato il consenso. Anche l'opposizione, quindi anche noi probabilmente non siamo stati in grado di esercitare appieno il nostro ruolo istituzionale, fatto sta che in Umbria governa la sinistra da sempre, e questo determina dei guasti assolutamente evidenti, di cui questa vicenda degli scandali della sanità è solo una punta dell'iceberg. Insomma, l'Umbria ha bisogno di ricambio, la democrazia per respirare ha bisogno di aria, l'aria è costituita dal ricambio. Perfetto. Può non essere ogni 5, può non essere ogni 10, ma non può essere ogni 50 o 60 anni il ricambio. Insomma. Benissimo. Senatore, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è in linea. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Lurati Carlo. Ecco, ciao Carlo. Metti un attimo perché... Ok. Volevo dire, su quanto diceva
Io sento un eco da sì, voi. Chiediamo a Giulio dalla regia oppure dipende da lei, se abbassa No, il televisore è spento. Ecco, infatti mi ritorna la voce. Ecco, adesso va meglio? Pronto? Sì, mi sente? No, la sento ancora, ma vabbè. Niente, esprimo il mio. Sì. Allora, mia figlia è nata nell'80. Sì. No? Io lavoravo per conto mio e mia moglie lavorava al calzaturificio di Varese. Prendeva 19.760 lire lorde di assegno per la figlia perché era nata la bambina, ok? Sì. In Germania a quell'epoca e in Svizzera, in Germania prendevano 200 marchi esentasse, in Svizzera 200 franchi e me lo ricordo bene perché lavoravo in un'azienda, come si dice, che dove veniva giù il camionista tedesco, aveva 4 figli, solo di figli prendeva 800 marchi esentasse. Mia moglie ne prendeva 19.760 lire lorde. Sì. Facevamo già fatica ad arrivare alla fine del mese, no? Figuratevi come si poteva mantenere un figlio. Se questo è il risultato, ok. Poi un'altra piccola cosa, quando siamo passati nel famoso euro, ma come mai quelli che entravano la prima volta in Parlamento prendevano 12 milioni e mezzo e poi sono passati a 12.500 euro e gli operai invece gliel'avete dimezzato? Fatevi un po' l'esame di coscienza, almeno in periodo di crisi tagliatevi un po' gli stipendi, che è una vergogna. Va bene. Allora, senatore, non so se vuole commentare velocemente le parole del nostro ascoltatore. Ma io commento tutto, ci mancherebbe, commento tutto, una particolare predilezione per commentare le telefonate degli ascoltatori. Ah, benissimo. Comincio dall'inizio, ci sono almeno 10-12 provvedimenti proposti da Fratelli d'Italia per tutelare la maternità, le giovani coppie italiane, l'acquisto della prima casa, il sussidio per i figli, il quoziente familiare. Posso descriverle diffusamente tutte, ammesso che voi avete tempo per farlo. Allora, abbiamo purtroppo solo 3 minuti perché alle 12 siamo in chiusura. Dico, nel momento in cui il cittadino va al seggio deve sapere che se vota per Fratelli d'Italia tutto quello che è necessario per prevedere a tutela della maternità sarà legge nel giro di 5-6 mesi, a cominciare dall'aggiornamento e dall'adeguamento evidentemente degli assegni familiari, ma sarà molto di più. È già nelle nostre proposte, basta che il gentile ascoltatore va a consultare il sito di Fratelli d'Italia, troverà tutte le nostre proposte sulla tutela della maternità e del fatto per le giovani coppie italiane di poter fare figli. Riguardo al discorso degli compensi e degli stipendi dei parlamentari, noi stiamo votando anche proprio in questo momento, in questi giorni, stiamo votando la diminuzione del numero dei parlamentari, abbiamo già votato l'abolizione dei vitalizi come Fratelli d'Italia ed abbiamo sempre votato anche la diminuzione già avvenuta peraltro dell'indennità dei parlamentari. Ci ho detto, oggi i parlamentari in Italia sono 1000, saranno ridotti del 36% anche grazie al voto di Fratelli d'Italia, ma qualunque selezione di classe dirigente o di dirigenti in un'azienda privata che prevede una selezione da 50 milioni, che sono gli italiani, a 1000, prevede evidentemente compensi adeguati. Noi non possiamo ridurre i rappresentanti politici a semplici burocrati amministrativi. I rappresentanti politici, la politica deve essere d'élite, deve essere elitaria. I migliori devono arrivare in politica e una delle forme per selezionare i migliori è evidentemente anche il loro compenso, altrimenti i migliori cosiddetti vanno a fare carriera in azienda privata, vanno a fare carriera all'estero, vanno a fare carriera in altri settori che non sono la politica, relegando alla politica solo quelli che non hanno altro da fare, gli scappati di casa, appunto, come purtroppo già oggi avviene in alcuni partiti politici. Allora, senatore, purtroppo la devo interrompere. Io la ringrazio per essere stato qui con noi ospite quest'oggi. Buona giornata, ci risentiamo prossimamente in radio. Buona giornata.
A risentirci. Buonasera. Grazie mille al senatore Francesco Zaffini di Fratelli d'Italia. C'è un'ultima notizia che riguarda i migranti. Fedriga dice: con Salvini valutiamo l'ipotesi di barriere a confine. Alzare le barriere ai confini per fermare gli arrivi è un'ipotesi al vaglio. Lo ha annunciato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, spiegando che sulla questione ci sarà un confronto con il ministro Salvini per mettere in campo tutti gli interventi necessari per fronteggiare l'immigrazione clandestina. Allora, adesso siamo in chiusura, vi auguro una buona giornata, ci sentiamo dopo alle 13:10 con la trasmissione dedicata all'Europa, ospite quest'oggi Antonio Maria Rinaldi, economista ed europarlamentare della Lega, Alessandro Rico, giornalista della Verità, Lorenzo Castellani, politologo della LUIS. Ci sentiamo dopo alle 13:10, buona giornata a tutti. L'Australia con gli immigrati, cosa ha fatto l'Australia con gli immigrati che arrivano lì dall'Indonesia?